quindi siamo nella seconda guerra mondiale. Richiama la classica melodia russa, quella che al suono della balalaica invita alle movimentate danze popolari di quel paese. Questa volta i protagonisti delle danze sono gli alpini delle divisioni cuneese, tridentina, Giulia. Gli alpini, anche se nemici ed invasori, si comportarono umanamente con la popolazione civile russa. Il testo racconta una storia certamente inventata, divenuta una poesia, senz'altro ispirata al racconto di qualche reduce, in cui la vera protagonista di questo canto è la donna russa, impersonata da una ragazza, Yoska, che ha compassione di questi uomini lontani migliaia di chilometri dalle loro case, uomini che nel momento del bisogno non possono avere vicine le loro donne, la mamma, la moglie, l'amorosa. Allora Yoska si sostituisce a queste donne per alleviare la malinconia, la solitudine e il dolore degli alpini, e alla fine sarà ancora Yoska a dar loro pietosa sepoltura nella fredda terra russa. Yoska, 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 salta la